L'impennata del prezzo dei carburanti ha fatto senz'altro bene alle casse dello Stato, anche se ciò è avvenuto a scapito del portafoglio, soprattutto dei veneti. Con la ripresa degli spostamenti e l'impennata del prezzo alla pompa di benzina, diesel e GPL, l'ufficio studi della CGA di Mestre stima che quest'anno lo Stato incasserà un extragettito di circa 1 miliardo di euro. Dal Veneto la quota di prelievo potrebbe aggirarsi tra i 100 e i 120 milioni, in parte ascrivibili ai consumi delle attività che per professione utilizzano quotidianamente un automezzo, come i 610 autonoleggiatori con conducente, i 735 titolari di licenza taxi o i 9.200 aziende di autotrasporto. È superfluo, continua la CGA, ricordare che il prezzo di benzina, diesel e GPL non è determinato dallo Stato. Tuttavia, l'aumento del costo dei carburanti registrato quest'anno ha fatto comunque bene al fisco. Per questo si appella al governo. Questi soldi incassati in più vanno restituiti, in particolar modo ai trasportatori, a quelle categorie che ogni giorno utilizzano l'auto per ragioni di lavoro, come ad esempio i tassisti, gli autonoleggiatori e gli agenti di commercio. Nel 2021 la benzina è passata da un costo medio di 1,47 euro al litro registrato a gennaio a 1,72 rilevato ad ottobre. Il diesel invece costava 1,34 a inizio anno. Il GPL a gennaio ammontava mediamente a 0,63 euro al litro. 9 mesi dopo i proprietari di veicoli alimentati a gas pagavano invece 0,79 euro al litro.